in punto, buongiorno e bentornati in diretta col nostro Focus TG. Come sempre il nostro sarà un viaggio tra le news del territorio. Rimarremo a Bassano con tante nuove notizie e collegamenti, ma ci sposteremo anche a Vicenza, Padova, Treviso e Venezia. Alex. Buongiorno Sharon, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Bene sì, siamo in diretta e dici bene, ci sposteremo fra poco a Venezia perché, come vedete indicato in sovraimpressione, alle 12:30 daremo spazio alla conferenza stampa del governatore Luca Zaia, un'occasione per fare il punto della situazione non solo per quanto riguarda il Covid, ma anche l'emergenza umanitaria, insomma, con l'accoglienza dei profughi ucraini nella nostra regione. Però, Sharon, partirei da Bassano perché vedo delle immagini bellissime. Alle spalle il Ponte Vecchio, come potete vedere, e c'è collegato il nostro Ferdinando Garavello. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno Sharon, buongiorno Alex, buongiorno naturalmente anche ai nostri telespettatori. Passiamo da un simbolo di Bassano a un altro simbolo di Bassano, entrambi hanno un colore inconfondibile, il Ponte Vecchio con il suo rosso storico, l'asparago bianco di Bassano è l'unica DOP italiana degli asparagi, una delle due DOP europee di questo prodotto, un prodotto che per tradizione viene consumato fra San Giuseppe e Sant'Antonio. Una volta il mondo contadino viveva sui calendari, viveva di ricorrenze e storicamente l'asparago bianco di Bassano si consuma da San Giuseppe, quindi da domani, fino a Sant'Antonio. Oggi è stata presentata qui a Bassano, siamo sulla terrazza di Palazzo Sturmo, dove c'è il celebre rinoceronte di metallo con questa vista stupenda sul ponte, sulle montagne, per la stagione dell'asparago, anche con la collaborazione dei ristoratori, perché l'asparago è una coltura che fa cultura, permettetemi il gioco di parole, ma fa anche convivialità, quindi è vista questa situazione, questo momento di passaggio con le notizie che arrivano dal governo, con probabile allentamento fortissimo di quelle che sono le restrizioni cui siamo purtroppo abituati fin da troppo tempo, a un vero e proprio rinascimento. È una parola che hanno usato molti dei presenti oggi, molte delle autorità che hanno introdotto questa importante iniziativa, questo importante momento, hanno parlato di rinascimento. Arriva la primavera, arriva l'asparago, è un modo anche per uscire dalle case, per ritrovarsi. Poi naturalmente i bassanesi sappiamo che lo consumano tantissimo in casa, e quindi un modo di vedere al futuro, l'immediato futuro, con rinnovato entusiasmo. C'è da dire, tra le altre cose, che l'asparago bianco di Bassano avrà pochissime ripercussioni di quelli che sono i venti di guerra che soffiano dall'Ucraina, o anche in generale dei rincari, perché è un prodotto che ha bisogno di pochissima lavorazione, tanta attenzione, ma per esempio quelli che sono i concimi, quelli che sono i fertilizzanti, quello che arriva di solito dall'estero non serve tantissimo in questo caso. Quindi ci dicevano i produttori dell'asparago che effettivamente è anche sostenibile, quindi tanti fattori positivi in questo momento da questa bellissima terrazza. Vedremo poi cosa succederà, se nell'immediato futuro davvero le buone notizie che arrivano verranno confermate, e altrimenti ci consoleremo con un piatto di ovi e sparagi, come si dice da queste parti. A questo punto noi proseguiamo, siamo qui con Andrea Benetti, proseguiamo con le interviste perché ci sono tante voci da sentire e vi cediamo la linea. Grazie Ferdinando, grazie Ferdinando Garavello, buon lavoro, insomma un collegamento che ha stuzzicato non solo il gusto ma anche la vista, insomma un panorama bellissimo. L'asparago è salvo comunque. L'asparago è salvo? Ti piace l'asparago? Molto, a te? Un po' meno. No? Come? No, buonissimo, buonissimo. Io adoro il risotto, è la sua morte, giusto? Perfetto. L'asparago. Anche se insomma si parlava di asparagi e ovi, e anche in quel caso insomma si casca in piedi. Bene, detto dell'asparago bianco, Ferdinando Garavello, asparago bianco di Bassano, DOP. Ferdinando Garavello era alla conferenza di presentazione, insomma, a Palazzo Sturm della nuova stagione dell'asparago bianco di Bassano. Detto questo,
Io direi di introdurre il tema proprio del rincaro dei prezzi, che è stato toccato in maniera indiretta dal nostro collega, per parlare di cosa, Sharon? Di notizie negative, perché il caro prezzi, il caro energia sta veramente mettendo in ginocchio l'Italia, gli italiani, i cittadini, tutti quanti. E in questi giorni le richieste di rateizzazione appunto sono esplose del 100% rispetto a un anno fa. Vediamo il servizio. Abbiamo riscontrato un incremento del 200% nelle richieste rate in questi primi mesi, fenomeno già partito da dicembre del 2021, che ha portato a farci ricevere più di 7.000 richieste contro poco più delle 2.000 richieste dello stesso periodo dell'anno scorso. Letteralmente esplose in questi giorni, sono migliaia le richieste di rateizzazione che stanno pervenendo ad Ascotrade, l'azienda fornitrice di energia con quartier generale a Pieve di Soligo, che oltre ad applicare le norme nazionali in materia ha un piano specifico per gli utenti in difficoltà. Va soprattutto a ridurre l'importo della prima tranche, portandola a 1/3 invece che al 50%. I conti sui rincari di luce e gas fatti dalla società parlano di un salasso senza precedenti, nessuno è escluso. Per una famiglia media, per quanto riguarda la bolletta di gas e luce, parliamo di un incremento rispetto ai trimestri degli anni precedenti di circa 600 euro in totale nel trimestre e di circa 1.400 euro per quanto riguarda le piccole attività commerciali. Parliamo di aumenti anche superiori al 100% per quanto riguarda l'energia elettrica e quasi il 100% per quanto riguarda il gas. Gli aumenti, spiegano da Ascotrade, sono iniziati già da qualche mese, ma la crisi ucraina ne ha accelerato la corsa, acutizzando problematiche strutturali in atto da tempo su tutta la dipendenza energetica del paese, un circolo vizioso subito anche dalla società solighese. E noi ci troviamo a rivendere a condizioni di prezzo che si sono innalzate, in quanto anche i nostri contratti di acquisto si sono innalzati. Fissare un tetto massimo ai prezzi del gas nelle stesse trattative di borsa potrebbe avere un primo effetto calmierante, afferma sempre Boraso. Per il momento però la fotografia generale resta impietosa, anche se fa riflettere l'atteggiamento della stragrande maggioranza degli utenti. L'appello alla collaborazione è tutt'altro che retorico. C'è una grandissima dignità da parte dei nostri clienti, in generale del territorio in cui noi operiamo, in cui le persone si presentano ai nostri sportelli. In questi giorni abbiamo delle code lunghissime agli sportelli di persone che appunto vogliono trovare assieme a noi una soluzione, e noi facciamo tutto quello che a noi è possibile per poter trovare una soluzione. Alex, bollette che pesano sempre di più sul portafoglio degli italiani. Assolutamente sì, purtroppo insomma, si tratta, come tanti di noi, come tutti noi ci stiamo accorgendo, di un vero e proprio salasso. Pensate che Federconsumatori ha quantificato in 2.300 euro in più all'anno la spesa insomma prevista per ogni singola famiglia proprio per far fronte al rincaro delle bollette. 2.300 euro l'anno per insomma una persona che fa un lavoro normale è più di uno stipendio, quasi 2 mensilità, certo, insomma, che vengono a gravare in più nell'economia di una famiglia. Vediamo insieme. Le tariffe dell'elettricità hanno avuto un incremento del 55% e del gas del 42%. Se a questo poi si aggiungono gli altri aumenti come il carburante o appunto il settore agroalimentare, abbiamo calcolato che le famiglie si troveranno a fronteggiare aumenti per oltre 2.300 euro all'anno. Un vero e proprio salasso quello che si sta abbattendo sulle famiglie italiane, quantificato da Federconsumatori in 2.300 euro per una famiglia media di 4 persone. 1.000 euro in più se ne andranno per le bollette, 400 per il caro carburante, il resto a cascata su tutti gli altri settori che risentono dei rincari di energia e trasporti. Le associazioni dei consumatori hanno chiesto al governo vigilanza sulle tariffe e sostegno a famiglie e imprese. Sono stati poi siglati a livello nazionale degli accordi con i maggiori gestori per la rateizzazione delle bollette. Hanno sottoscritto con noi dei piani di rateizzazione migliorativi rispetto a quanto previsto dal governo e della delibera dell'autorità garante. Quindi andiamo con piani di rateizzazione più lunghi, senza interessi e oneri e senza imposizioni di rate iniziali sul pagamento. Ed in questo momento di grandi rincari sulle bollette, da Federconsumatori arriva l'appello a valutare con attenzione tutti gli aspetti prima di cambiare gestore, optando per chi offre tariffe più convenienti. Però poi nascondono appunto dei
delle clausole per cui non è detto che il prezzo rimanga bloccato per sempre. Quindi attenzione sempre, e la scelta di cambiare o meno fornitore deve essere valutata anche in base ai consumi e a come uno utilizza, insomma, luce, gas, come è composto il proprio nucleo familiare. E ora qualche minuto di pubblicità, però rimanete con noi perché Alex, rimanete con noi intanto perché ci sono ancora tante cose da dire, tante notizie da dare, tante news. Poi, come vedete in sovraimpressione, alle 12:30 punto stampa con il governatore Luca Zaia, quindi a fra poco. Rieccoci in studio, sono le 12:16, siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG, saremo in diretta per seguire anche tutta la conferenza stampa del presidente Luca Zaia, a cui fra poco cederemo la linea, ma adesso dobbiamo ascoltare altre voci, Sharon. Sì, quelle dei bassanesi, perché l'argomento del caro prezzi li sta preoccupando molto. Sentiamo. Altro che c'è un bel aumento, sì, ma è parecchio che ha cominciato tutto ad aumentare, non solo adesso. Che è aumentato di più, mi sembra la verdura, perché spendevo molto meno. La preoccupa questa situazione? Sì, perché le paghe non sono aumentate e neanche le pensioni. Veramente c'è da pensarci, da stare molto attenti. Ecco. Qual è il prodotto che è aumentato di più? Che è aumentato? Pane, pasta, è un po' tutto, insomma. Bisogna stare proprio all'occhio. Frutta e verdura poi stanno diventando un lusso. Sono aumentati, senz'altro, sì. Che cosa secondo lei è aumentato di più? Prima di tutto penso farinacci, quella roba, la pasta, al supermercato così, quello sì. Aumenta tutto, solo le pensioni, guardi, non aumentano, quello stia tranquilla. Si mangia le cose prodotte in zona nostra, naturalmente queste hanno il prezzo fermo. Cosa consiglia di comprare allora in questo momento? È quello che dicono tutti, le cose di stagione, perché naturalmente se cerchiamo la zucchina a dicembre non si può pagarla come a agosto, per dire a agosto magari te le regalano, a dicembre si pagano, è una cosa normale. E devo dire la verità che qui è carissimo tutto, molto di più da dove abito io, nella mia regione. Dove arriva? Io arrivo dall'Abruzzo, però sono toscana e i prezzi qui non sono alla mia portata, ecco. Alex, il caro energia sta mettendo in ginocchio, oltre che cittadini, anche tantissimi settori produttivi. Assolutamente sì, si passa veramente da un'emergenza all'altra, è davvero paradossale la situazione che stiamo vivendo, Sharon. Cioè, veniamo da 2 anni di restrizioni, di pandemia e quant'altro, crisi economica. Poi crisi economica, i venti di guerra, insomma sicuramente non è un momento facile, non è sicuramente un momento facile per l'agricoltura, il caro energia sta mettendo in ginocchio questo settore, vediamo. Noi viticoltori o comunque agricoltori, penso in tutta Italia, chiediamo al governo di ritornare un po' sui propri passi per quello che riguarda i costi relative alle risorse energetiche. La richiesta è quella di tanti imprenditori e famiglie, ma tra i filari di Saccol, nel cuore della DOCG, ha un peso specifico. In attesa dei provvedimenti del governo, il settore primario è forse quello che maggiormente sta subendo gli effetti della crisi, collegato anche al rialzo delle materie prime, iniziato un anno fa e ora insostenibile. Troviamo delle enormi difficoltà per quanto riguarda il riferimento alle materie prime, quindi vetro, cartone e tutte quelle materie prime che ci permettono poi di creare la bottiglia finale, quindi tutto il packaging che ci serve per confezionare il prodotto finito. Nicola Geronazzo è a bordo del suo trattore e da enologo sottolinea un problema in particolare, ovvero il rischio di ritrovarsi senza tappi in sughero, la produzione è concentrata soprattutto in Spagna. Questi blocchi dei trasporti eccetera metteranno in difficoltà anche questa parte del packaging che a noi serve per completare la bottiglia. Ecco. Ma essere mobilitati sono anche i sindaci dei comuni più agricoli della Marca. Valdobbiadene, come un comune prettamente agricolo, chiede alle istituzioni e al governo di avere una sensibilità particolare per la calmierazione dei prezzi delle bollette delle utenze. Non chiediamo
dei sussidi di mantenimento, ma chiediamo dei sostegni temporanei per poi continuare a lavorare con il grande spirito e la grande volontà che ha sempre contraddistinto i nostri agricoltori. A Vidor e Pieve di Soligo i primi cittadini mettono in chiaro come la misura prospettata dal ministro Cingolani di ridurre di 10-15 centesimi il prezzo alla pompa non sia sufficiente. Questo sconto non è sufficiente, non è assolutamente sufficiente. Dovrà essere il governo, lo Stato, che darà delle soluzioni anche a noi enti comunali, darà delle soluzioni e dei sostentamenti. I comuni sicuramente faranno quello che potranno, però sostanzialmente siamo anche noi in difficoltà. Non bastano 10 centesimi, gli interventi devono essere strutturali e pesanti, ma soprattutto va capita e va gestita questo tipo di crisi. Serve veramente una spinta da parte del governo, delle istituzioni che hanno il potere di poter individuare delle soluzioni, a dare delle risposte immediate o quantomeno di dare delle prospettive che siano chiare in maniera che le persone possano organizzarsi. Vai tu. E ora qualche minuto di pubblicità, ma vi ricordiamo a 12:30 la diretta col presidente Luca Zaia, tra poco. 12:27, ben ritrovati a Focus TG da Alex Giuliano e Sharon Di Carlo. Allora, fra pochissimo, lo vedete in sovraimpressione, ci collegheremo con il governatore Luca Zaia per la sua conferenza stampa, la regia di Alessandro Costacurta e Renzo Rigon prontissimi. Ci fanno vedere nella doppia finestra il punto dove la protezione civile di Marghera, dove fra poco arriverà il governatore. Sta arrivando. C'era movimento prima, adesso insomma vediamo solo i microfoni, però fidatevi che i giornalisti sono già arrivati. C'era movimento, quindi tutto pronto per il punto stampa, come dicevamo, del governatore Luca Zaia. Di che cosa si parlerà? Si parlerà sicuramente di numeri, di Covid, insomma, quindi un'epidemia che sta alzando nuovamente i numeri, i livelli della curva, ma insomma la situazione non è fortunatamente neanche lontanamente paragonabile. È sotto controllo. A quella insomma che abbiamo superato nei 2 anni difficili di pandemia, ma si parlerà tanto anche di stretta attualità, Sharon, con il discorso dell'accoglienza, insomma, e della macchina della solidarietà che è partita e che di certo non si ferma, la macchina della solidarietà dei veneti che stanno rispondendo veramente con grande affetto. Ognuno, Alex, con i propri mezzi sta mettendo in campo quel che può per aiutare appunto i profughi. Abbiamo visto tante iniziative anche qui nel territorio bassanese. Tante iniziative dappertutto, insomma, no? Fra privati, associazioni e quant'altro abbiamo teso volentieri una mano a un popolo in difficoltà per una guerra, insomma, che nessuno aveva intenzione né di vivere né di commentare. Ma insomma, adesso però approfittiamo di questi minuti in attesa dell'arrivo del governatore Luca Zaia per fare un po' di ordine su un altro argomento importante che sarà poi oggetto di discussione nella conferenza fra poco, il nuovo decreto anti-Covid. Che stava improvvisti, dovrebbe essere così come adesso ve lo raccontiamo, Alex. Assolutamente, allora deve essere ancora ufficializzato dal Consiglio dei Ministri, ma come dicevi giustamente le misure restrittive vanno via via scemando, anzi io direi vanno in maniera brusca a scomparire quasi tutte. Facciamo ordine per chi ci sta guardando, facciamo un po' di chiarezza, partiamo punto per punto insieme. Sì. Allora, per quello che riguarda il Green Pass rafforzato e l'obbligo vaccinale, stop del Green Pass rafforzato al lavoro per gli over 50. Questa è una delle indicazioni importanti, quindi lavoratori over 50 si va verso lo stop definitivo all'obbligo di avere Green Pass rafforzato. Continua però l'obbligo di vaccinazione per i cittadini ultra cinquantenni. Stop di vaccino per il comparto scuola e quello delle forze dell'ordine, ma continua l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e delle RSA fino alla fine dell'anno. Quindi insomma questo è un primo gruppo di notizie, una prima... Ricordiamo che tutto deve essere ancora confermato.
Assolutamente, si sta perfezionando il tutto, quindi insomma quello che diciamo potrebbe anche subire qualche variazione, lo diciamo per dovere di cronaca, insomma, però le indiscrezioni e le indicazioni ci danno questa traccia. Io continuerei con le certificazioni al chiuso e all'aperto. Allora, stop al Green Pass sia a base che Super Green Pass per le attività all'aperto, quindi bar, ristoranti, attività sportive, Alex. Assolutamente sì. E poi continua invece l'obbligo di Green Pass rafforzato per le attività al chiuso fino al 30 aprile. Parliamo quindi di ristorazione, centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi, insomma tutto quel comparto. Un comparto che ha vissuto delle difficoltà, ma ripetendo un attimino quello che hai detto, insomma lo stop al Green Pass sia base che super per le attività all'aperto sicuramente, permettimi un po' il gioco di parole, è una boccata d'ossigeno. Una boccata d'ossigeno. Una boccata d'ossigeno. Comunque rimaniamo sempre attenti perché l'ondata... Assolutamente, stiamo vedendo anche poi in Germania, insomma in altri paesi dove il Covid ha rialzato la testa. In Cina un altro lockdown poco tempo fa. Assolutamente. Noi continuiamo parlando adesso di trasporto e di altre attività fino al 30 aprile persisterà l'obbligo di Green Pass base per i trasporti a lunga percorrenza, treni e aerei, quindi questa è un'indicazione importante anche per chi insomma dovesse spostarsi per le festività pasquali, per qualche weekend in insomma prossimità anche delle belle giornate, insomma dell'arrivo della primavera, quindi fino al 30 aprile obbligo di Green Pass base per i trasporti a lunga percorrenza. Non servirà invece per tram, metro e bus. Notizia importante questa, il trasporto pubblico. Il trasporto pubblico, il trasporto locale, diciamo, cittadino, vedrà cadere l'obbligo di Green Pass sia base che appunto di Green Pass rafforzato. Obbligo di Green Pass base invece rimane fino al 30 aprile per mense, per i concorsi pubblici, per i colloqui in carcere e per le visite nelle RSA. A tal proposito, insomma, ultimamente stiamo vedendo anche dei casi di focolai nelle case di riposo, in alcune strutture, insomma, quindi raccomandiamo prudenza anche in questo caso per chi insomma dovesse andare a far visita agli ospiti. Com'è intanto la situazione alla conferenza, Alex? Vediamo intanto da Marghera, sono tutti pronti. Sì, sono tutti pronti, stiamo aspettando solo l'arrivo del governatore Luca Zaia. A mezzogiorno e 30, ricordiamo. Mezzogiorno e mezza, è un po' in ritardo, 3 minuti, ma noi lo aspettiamo senza problemi. Intanto continuiamo a dare informazioni di servizio sul nuovo decreto anti-Covid, parliamo di mascherine. Sì, Alex, di mascherine perché ci sono appunto delle novità, stop alle mascherine all'aperto, vabbè, ma questo già lo sapevamo, e continua invece l'obbligo di mascherine al chiuso fino al 30 aprile, quindi in tutti i luoghi chiusi, al lavoro, ristoranti, insomma ovunque, in tutti i luoghi chiusi sarà obbligatorio continuare a portare la mascherina fino al 30 aprile. E concludiamo insomma la serie di notizie che riguarderebbero, perché ripeto non è stato ancora approvato il tutto, il nuovo decreto anti-Covid, parlando del fatto che dal 1° aprile capienza negli stadi, negli impianti quindi sportivi al 100% e finisce la quarantena, la cosiddetta quarantena da contatto, quindi in isolamento dovranno rimanere i soli contagiati. Io direi, Sharon, visto che ne abbiamo parlato tanto e ci siamo anche un po' suddivisi gli argomenti, di fare un breve riepilogo velocissimo, proprio schematico, e poi dobbiamo parlare del mondo del lavoro, sempre che non arrivi il governatore Luca Zaia. Sì, dunque allora abbiamo parlato di stop Green Pass rafforzato al lavoro per gli over 50, direi che questo è da segnalare perché appunto era qualcosa che ha fatto anche molto discutere in questo ultimo periodo, quindi ripetiamo stop Green Pass rafforzato al lavoro per gli over 50. Continua l'obbligo di vaccinazione per i cittadini ultra cinquantenni. Stop invece obbligo di vaccino per il comparto scuola e quello delle forze dell'ordine. Continua invece l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e quello delle RSA, almeno fino alla fine dell'anno. Ed è stop al Green Pass, sia base che super, mi raccomando, per le attività all'aperto, quindi bar, ristoranti e attività sportive.
Continua l'obbligo di Green Pass rafforzato per le attività al chiuso fino al 30 aprile, quindi parliamo di ristorazione, centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi. Fino al 30 aprile obbligo di Green Pass per i trasporti a lunga percorrenza, quindi parliamo di treni, aerei, insomma. Non servirà invece il Green Pass per il cosiddetto trasporto breve, il trasporto quello locale, quello cittadino, cioè tram, metro, metropolitane e bus. Obbligo Green Pass base fino al 30 aprile per mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere e visite nelle RSA. E poi concludiamo con le mascherine. Abbiamo detto stop di mascherine all'aperto, ma continua l'obbligo delle mascherine al chiuso fino al 30 aprile. Quindi dal 1° maggio sostanzialmente via le mascherine anche al chiuso. Non ti nascondo una cosa, Sharon, che insomma mi incuriosisce un po' questo ritorno a una vita senza mascherine, perché ce lo segnalano anche tanti telespettatori nei nostri commenti, nelle nostre chat su WhatsApp e quant'altro. Oramai è anche difficile riconoscersi. Molto. Perché si è abituati a vedersi insomma sempre con la mascherina. Però ormai Alex è diventato un accessorio. Sono andata poco tempo fa a Bassano a fare un box tra voi cittadini e tante persone mi hanno detto che ormai anche all'esterno, dove non è più obbligatorio tenere la mascherina, la tengono perché ormai si sentono più sicuri, più protetti e anche più normali con la mascherina. Assolutamente. C'è anche da dire che proprio insomma tastando un po' la situazione sono tanti, come dicevi Sharon, i cittadini, le persone che anche quando decadrà l'obbligo di indossarla, decideranno di continuare a indossarla almeno insomma fino all'autunno, momento un po' delicato in cui si capirà effettivamente se l'emergenza Covid ce la saremo lasciata definitivamente alle spalle, perché abbiamo anche imparato in questi 2 anni a calendarizzare un pochino la situazione epidemiologica, insomma, dell'epidemia. Cioè, sappiamo che è sempre un po' il punto di svolta, d'estate un po' di chiarezza. allenta, poi insomma in autunno con l'arrivo dei primi freddi, insomma c'è... Finora è stata negativa, speriamo che sia positiva. Assolutamente. E poi dicevamo, per chiudere, dal 1° aprile capienza negli stadi al 100% e finisce la cosiddetta quarantena da contatto, quindi in isolamento rimarranno solo i contagiati. Parliamo di lavoro. Alex, perché nonostante il periodo molto difficile, la vulnerabilità del momento, il 2021 sembra essersi chiuso positivamente per il mercato del lavoro. E questo è quanto emerge dall'osservatorio sul mercato del lavoro 2021 di InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per appunto la ricerca di lavoro online. Tu mi hai cercato lavoro online? Sì, da giovane. Poi adesso... Da giovane. Da giovane parecchio. E l'incremento è stato generalizzato in tutta Italia e nessuna regione, ripeto, nessuna regione ha registrato flessioni negative rispetto al 2020. Questo è un dato positivo in questo momento. Assolutamente sì. Poi c'è da capire, e lo scopriremo adesso fra poco, le tipologie di lavoro, però già che ci sia, insomma, che non ci sia stata una flessione è un dato importante. Diciamo che non era un dato aspettato, ecco, forse questo. No. E in cima a questa classifica delle regioni che spiccano per offerta di lavoro c'è la Lombardia con il 31,5% del totale nazionale, poi c'è l'Emilia Romagna che si posiziona invece al 17,2% e poi terzo posto il Veneto, Alex. Terzo posto per il Veneto con il 14,2%, poi il Piemonte e a chiudere la top 5 la Toscana. Andiamo a leggere insieme un po' i dettagli perché sono curiosi, cerchiamo di capire anche quali sono i settori che rispondono di più e dove c'è più richiesta di personale. Andando nel dettaglio delle province, InfoJobs ci informa che al primo posto della classifica, fra le province più attive in Italia, insomma, ma questa non è una sorpresa perché sta crescendo molto sia dal punto di vista culturale che economico, c'è Milano. Milano è la provincia più attiva. Diciamo che si conferma. Si conferma al primo posto, che catalizza il 12,2% delle offerte nazionali, quindi una fetta importante di lavoro che è circoscritta in quell'area. Nelle posizioni a seguire però, questo
è un dato interessante. La classifica presenta poi un dinamismo, diciamo, rispetto al 2020, con tante province che si contendono un po' la lotta a pari merito, Roma e Torino. Alex, è il momento. Ecco, niente, comunque vi lasciamo la linea al governatore. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, quanto abbiamo di ritardo? 10 minuti, non capita mai. Per dare un po' di ordine ai lavori inizierei subito. Intanto voglio ricordare che oggi abbiamo le bandiere a mezz'asta perché è la giornata, diciamo, nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia del coronavirus, quindi voglio ricordare il 18 marzo è la giornata appunto del ricordo di questa tragedia che ci ha colpiti, che fa oggi registrare più di 14.000 morti in Veneto e, se non ricordo male, oltre 154.000 a livello nazionale. Venendo ai dati, velocemente, siamo a quasi 19 milioni e mezzo di test rapidi eseguiti e a 9 milioni e mezzo quasi di test molecolari. Sostanzialmente ci stiamo avvicinando ai 29 milioni, esattamente oggi sono 28 milioni 911 mila test, 28 milioni 911 mila test. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 65.655 tamponi e i positivi delle ultime 24 ore sono 6.061, con un'incidenza del 9,23%. Quindi vedete che stanno aumentando i positivi. Siamo ancora peraltro la ultima regione in Italia per percentuale di positivi sui tamponi. Positivi di oggi 63.811, giustamente aumentando i positivi nuovamente, torniamo su con i positivi in isolamento. Totale dei positivi dall'inizio della tragedia sono 1.408.000. I ricoveri totali sono 819, meno 2. Dei quali 764 in area medica e 55 in terapia intensiva. Terapia intensiva non Covid 327, totale dei decessi ad oggi, nelle ultime 24 ore, cioè contati nelle ultime 24 ore, sono 14.028 più 13. Dimessi 31.000. Lo ripetiamo perché anche oggi è arrivata una lettera da una signora che mi ha spiegato che sono tutti morti perché non li curavamo a casa. Questi sono i numeri, forse va meglio vista così per la foto. 1.400.000 positivi certi con i quasi 29 milioni di tamponi, 31.000 curati in ospedale. Il resto non so, sono stati a casa, sono andati in giro per le strade, non lo so, cioè, ovvio che questi sono curati a casa, no? Non è che vuole un genio capire sta roba qua, quindi vuol dire che 1.370.000, insomma un po' di più, ci sono curati a casa, utilizzando cure innovative, utilizzando cure tradizionali, utilizzando consigli degli amici e altre minestre del genere. Però guardate, il tema è presto detto. Io sono assolutamente con la squadra, noi siamo assolutamente con la squadra allerta, perché comunque gli indicatori che ci arrivano dalle altre realtà che solitamente vivono, diciamo, le ondate precocemente rispetto a noi, parlo della Gran Bretagna, parlo della Germania, parlo della Francia, ci dicono che da loro è iniziata a salire la curva, e del resto anche da noi la curva dei contagi, buongiorno, rinizia a salire.
Discriminante una sola, signori, è rappresentata dal fatto dell'impatto che avremo sull'ospedalizzazione. Ad oggi l'impatto sull'ospedalizzazione è negativo, però è pur vero che i 6.000 di queste ultime 24 ore, di questi 6.000, se ce ne fosse anche uno solo che avrà bisogno di cura ospedaliere, ce l'avremo da qui a decina di giorni. Quindi l'impatto, diciamo, per avere una prima misura di quello che accadrà, se ne parlerà per verosimilmente verso la fine di marzo. Detto questo, siamo passati alla fase endemica, perché è innegabile che si sia passati alla fase endemica, da quella pandemica siamo a quella endemica. Va riconosciuto che questa variante, anche l'Omicron 2, viene coperta dal booster, quindi dalla terza dose, e lo vediamo clinicamente, e lo è stato dimostrato, fra l'altro c'è letteratura scientifica che dice questo, ma è fondamentale dire che comunque il virus non è più quello del febbraio 2020, cioè oggi noi siamo in una condizione nel quale ad oggi l'evidenza scientifica e clinica ci dice che la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità del virus diciamo, si è raffreddorizzato, come dice qualcuno, no? Cioè nel senso che dà sintomi, diciamo, da pauci sintomatici o sintomi insomma assolutamente gestibili. A questo punto viene logico pensare che il vero punto, il ventre molle di tutta questa partita è rappresentato dai fragili, coloro che anche un virus che può dare pochi sintomi può far scatenare, diciamo, situazioni cliniche importanti. Io condivido, diciamo, il fatto che si sia chiusa lo stato d'emergenza, si sia definitivamente messo la parola fine per il 31 marzo. Guardate che più che un'efficacia giuridica ha un'efficacia, diciamo, culturale e sociale questa decisione, no? Quantomeno di avere in mezzo in questo momento storico dove di preoccupazioni ne abbiamo tante, un minimo, diciamo, di spiraglio, che è quello di dire finisce lo stato d'emergenza. Dovremmo sempre avere la cura di portare la mascherina in caso di assembramenti, ma io penso che non serva una legge per dire che se vai in mezzo a una folla, dopo c'è chi non la porta perché dice che non serve a niente, però di certo poi, diciamo, la responsabilità è in capo ad ognuno di noi. Brutto da dire, ma ci dovremmo concentrare sempre di più, e questo lo voglio dire, sui sintomatici, perché se ci pensate, se oggi noi facessimo il tampone, ma vedrete, sembra quasi una blasfemia, ma vedrete che fra qualche mese, come molte robe che vi ho detto che poi pur essendo criticate dopo sono state confermate, se oggi noi andassimo a cercare nelle narici e nella gola delle persone la presenza del virus dell'influenza, probabilmente troveremo molti asintomatici, anzi troveremo molti asintomatici che hanno il virus ma che non dà vita alla malattia e ai sintomi clinici. Allora in questa fase dobbiamo solo capire se il virus, come si può dire, ha un impatto ospedaliero assolutamente non rilevante, perché questo ci dirà una cosa importante, che a quel punto dovremo nel piano di sanità pubblica finalmente concentrarci solo su chi ha sintomi. Diciamo che oggi utilizziamo ancora una rete a strascico a maglia fina, mettiamola così. Infatti abbiamo un piano di sanità pubblica che parla del contatto stretto, che parla, anche se un po' abbiamo allargato la maglia. Se ci pensate, il boosterizzato, come si dice, che è il contatto stretto asintomatico, scusatemi, non positivo, può andare a uscire, non deve più fare la quarantena, non ha più bisogno di alcune attenzioni, oppure i ragazzini delle scuole che hanno il positivo in classe continuano a stare in classe se non sono positivi. Vedete che questo è già un allentamento, ma il punto di caduta sarà che ci occuperemo solo dei sintomatici, strada facendo, perché sennò vuol dire rincorrere anche un virus, ma è logico che fino ad oggi ci siamo occupati di tutti, perché il virus ospedalizzava tanto e quindi meno tu avevi la possibilità di infettarti, meglio era. Sulle vaccinazioni vi dico che ormai siamo arrivati al fondo del barile, cioè 89,4,
Di certo non segniamo un grande primato come Veneto, perché diciamo, siamo comunque una regione che è stata tenace anche sul fronte della non vaccinazione, perché lo vediamo anche sulle dosi booster, c'è anche una dispersione rispetto all'atteso sulle dosi booster. Vabbè, non c'è obbligo vaccinale, quindi ognuno ha fatto le sue scelte. Diciamo che con le decisioni di ieri del governo, diciamo, si sono anche definite anche quelle che saranno poi le azioni del futuro. Penso che si va verso una soluzione totale, insomma, rispetto alle restrizioni. L'R con T è 0,90, il tasso di occupazione delle terapie intensive è basso, 2,4%, il venerdì è bene che si diano questi dati. Nell'area medica siamo al 7,4% dei letti occupati, l'incidenza 713. Ecco, alla luce di questi dati vi ricordo che noi siamo stati oggetto di una polemica che giustamente, visto l'andamento delle cose, poi di buona lena sono spariti dalla circolazione. Vi ricordate quando ho proposto di modificare i dati, di mettere mano alle rilevazioni, di cominciare a valutare che i Covid per caso non sono ricoverati Covid ma sono lì per altri motivi, insomma, tipico, la partoriente che scopriamo essere positiva semplicemente perché ha fatto l'accesso per partorire in ospedale, asintomatica. Dicevano Zaia sta nascondendo i dati sotto la polvere sotto il tappeto per non dimostrare il caos che c'è negli ospedali. Avete visto? Avevamo ragione, il caos negli ospedali ad oggi non c'è, può essere che fra 20 giorni torni sulla curva, ma vedo anche la grande coerenza di chi inizia ad attaccare e poi sparisce perché si è sbagliato. Ecco, rispetto al Covid volevo dirvi una cosa. Ho parlato lungamente con l'ingegner Curcio per passare poi anche all'altro argomento che è quello dell'Ucraina. Noi abbiamo l'ospedale del Qatar, io ho detto ingegnere è qua, tanto è vero che adesso penso che lunedì o martedì l'ospedale del Qatar è fatto da un blocco grande e poi da piccoli blocchetti, diciamo, modulari. Ecco, tutto il blocco grande lo mandiamo per creare un centro di accoglienza per l'Ucraina e quindi lo carichiamo, non so dove andrà, probabilmente andrà al confine, non so esattamente, però mi sono sentito, insomma, di chiamarlo. A noi lo hanno regalato quell'ospedale e penso che sia più utile in questa fase dare 6, 7, 8 mila metri quadrati, 10 mila, non so quanto si arrivi, ma è grandissimo, cioè, considerate che sono, mi sembra, 11 tir per la prima accoglienza dei profughi, insomma, poi una volta chiuso anche coinventato, è un ospedale che da colonna mobile, per capirci, della protezione civile. A noi quella volta ce l'hanno regalato, sono venuti una decina di ingegneri del Qatar addirittura per i montaggi e adesso ho ritenuto opportuno che non resti materiale da magazzino del Veneto ma che venga utilizzato per chi ne ha bisogno. Poi se il Veneto ne avrà bisogno, io spero mai, sappiamo che è in capo la protezione civile nazionale. E volevo dirvi un'ultima cosa rispetto al Covid. Le attese a 7 giorni, si dicono una ventina di persone in terapia intensiva. Nelle attese, nel senso le proiezioni a 7 giorni ci dicono che dovremo arrivare a una ventina di persone in terapia intensiva, scendiamo, e anche quasi dimezzare l'area non critica. Io ho qualche perplessità, sapete che anche sti computer ogni tanto ci mettono del loro, nel senso che sono macchine che fanno proiezioni in base ai dati. La grande sfida, ve l'ho detto all'inizio, la grande sfida è capire quanto ospedalizzeranno questi nuovi contagiati. Se va nella direzione auspicata avremo sicuramente, non possiamo pensare di avere un abbassamento totale della curva, avremo probabilmente una fase dove avremo un minimo di incremento, ma sicuramente non esponenziale come abbiamo già visto in passato. Sul fronte, per rubarvi poco tempo e recuperare 10 minuti di ritardo, sul fronte Ucraina,
però siccome, come si può dire, con una preoccupazione non si vive, bisogna averne sempre due, quindi abbiamo il Covid e l'Ucraina. E allora, ad oggi, i dati aggiornati ad oggi, noi abbiamo registrati 5.900 persone che alloggiano in Veneto, però guardate, da inizio emergenza noi abbiamo fatto 11.331 tamponi. Ho l'impressione, uno, che dobbiamo ancora tramite i territori caricare venerdì, che sono in continuo caricamento i dati di quelli che comunque, cioè questo differenziale da 5.900 a 11.000 sono quasi 6.000 persone, no? E dall'altro alcuni transitano, fanno il tampone, gli diamo la tessera STP e magari poi vanno fuori regione, vanno da parenti eccetera. Il 37,5%, cioè quasi 4 su 10, vi do i dati, ve li arrotondo anche così comunicativamente ci capiamo, 4 su 10 hanno meno di 14 anni. Metà hanno tra i 15 e i 50 anni. Donne? No, in generale quelli che arrivano. Anzi, allora, se prendiamo il numero assoluto, 4 su 10 hanno meno di 14 anni, sono ragazzi, bimbi. Fin qua ci siamo, no? Se poi andiamo a vedere per fasce di età, all'interno del numero assoluto, uno su 2 è nella fascia d'età tra i 15 e i 50 anni. Non vorrei che qualcuno poi sommasse le percentuali dicendo fa più di 100, sono due ragionamenti diversi. 4 su 10 hanno meno di 14 anni. Se poi facciamo un altro calcolo e vediamo quanti sono dai 15 ai 50 anni, sono 1 su 2. Però il dato vero qual è? Il 71% sono donne. Il 29% maschi. Se i maschi ci togliete, per questo vi ho dato prima, ci togliete i maggiorenni, perché questi sono tutti minorenni, di anziani ce ne sono pochi, cioè stanno arrivando, potremmo dire con tranquillità, almeno l'85% di donne e bambini. Questo è il dato angosciante e che dà il termometro di cosa sia una guerra. C'è un 85% di donne e bambini, lo potete scrivere senza problemi, dei quali un 40% meno di 15 anni, di 14 anni. Attualmente di ricoverati abbiamo 20 persone, abbiamo 14 bambini e 6 adulti. Ovviamente stiamo parlando di ricoveri problematici, sostanzialmente oncologici. Non sono arrivati ad oggi feriti della guerra considerate che in toto ad oggi abbiamo ricoverato 30 persone. Ovviamente qualcuno abbiamo dimesso, ad esempio chi farà chemioterapia adesso a casa, dopo tornerà eccetera. E gli hub di accoglienza regionale, allora nel complesso abbiamo attualmente ospitati, ne abbiamo 197. Voi sapete che abbiamo fatto questi hub che sono per la prima accoglienza, cioè uno arriva anche la prima notte da trascorrere dopo un viaggio, dopo riprendono il viaggio verso alcuni vanno anche all'estero, alcuni poi si spingono verso la Francia o il nord Europa, ma molti passano per il Veneto, perché poi anche diciamo magari la catena della solidarietà è più evidente, oppure trovano intralci ad andare verso la Germania, non lo so. Allora, dei 197, 84 sono annuale. Fra l'altro annuale abbiamo anche dei positivi e quindi adesso lì abbiamo chiuso. La percentuale di positività sui tamponi fatti è del 2%, scusa, ve la guardo bene, 2,7%. È bassa perché considerate che noi siamo penso l'unica regione che ha l'obbligo del tampone, ma che se ci pensate è il primo elemento di contatto per noi, no? Perché facciamo obbligo tampone, tessera dello straniero temporaneamente presente, quindi l'STP, e quindi inizia il percorso anche sanitario, quindi lo strumento dell'ordinanza ci è servita molto per interfacciarli. Peraltro adesso stiamo preparando delle schede
con le istruzioni minimali, no? Cioè tu arrivi in Italia, arrivi in Veneto, e adesso stiamo preparando roba anche in lingua in maniera tale che poi avrà un riferimento a un sito che poi sarà, ve le presenteremo ste robe, ne abbiamo parlato ieri mattina a riunione, in modo tale che ci sia anche il sito dove tu trovi ancora la tua lingua, non solo l'inglese ma trovi l'ucraino, in modo tale che uno arriva e dice boh guarda, sono arrivato su un posto e dice devo farmi il tampone obbligatoriamente, posso fare questo numero se ho bisogno di un retto per trascorrere una notte, oppure ho il tema degli alloggi. Allora, Noale 84, Valdobbiadene ne abbiamo 18 e Isola della Scala 95. Allora, complessivamente, mettendo assieme Noale, Valdobbiadene, Isola della Scala, Monselce, Asiago, Malcesine e Zevio, tutta la nostra partita, dopo Zulimi manderà tutto, sono 1200 posti letto. Che guardate che è un polmone non da poco, A questo ovviamente si aggiunge la solidarietà dei veneti, pensate 4.445 veneti, diciamo 4.500 ormai telefonate abbiamo ricevuto, proposte per quasi sono 9.231 posti letto, ci avviciniamo ai 10.000 posti letto. Ma a Monselce, Presidente, non tantissimo? No, al momento no. No, perché abbiamo appena attivato, fra l'altro. Perché oggi i 3 hub sono quelli che citava il Presidente, sì. Noale, Isola della Scala e Valdobbiadene, i Guicciardini. No, è chiuso nel senso che gestiamo sono isolati e quarantenati. Cioè non mettiamo più nessuno dentro finché non passa il cluster, per capirci. Però io, se devo essere sincero, noi, se dobbiamo essere sinceri, ci aspettavamo un tasso di positività molto più alto, anche perché la promiscuità dei viaggi, la promiscuità dei centri di prima accoglienza, non sono vaccinati, uno su tre è vaccinato, si parla del 32% in questa fascia di età che ci arriva, però la percentuale di positività è bassa. Stiamo sequenziando tutti i tamponi positivi degli ucraini per capire se siamo in ambito Omicron 2 o se c'è qualcos'altro, e questo è un fatto anche di tutela per i veneti, non perché noi siamo diversi, perché comunque, come si può dire, il distanziamento sociale tra noi e loro è talmente importante, sono 2000 km, per cui è probabile che si trovi una variante che noi non abbiamo. Non sarebbe la prima volta da un punto di vista epidemiologico che si scopre qualche novità. Allora vi chiedo e ringrazio nel frattempo tutti i veneti, sia per il fronte donazioni, perché abbiamo passato il €500.000, sono 505.000 euro, 2.692 donazioni. Ricordo a tutti, perdonatemi se siamo ossessivi, vi chiediamo nuovamente di ripeterlo nei vostri articoli che farete, nei servizi televisivi, quello che sarà, chi vuole offrire posti letto. Mi permetto di dire una roba, perché molti dicono ma io non posso tenere a casa un ospite per un mese, 2 mesi, 3 mesi, ma li fate spesso tra amici, capita anche in Veneto, si mettono assieme e dicono una settimana a testa e 4 amici fanno un mese di ospitalità. Questa è una proposta che faccio, no? Piuttosto se uno alla seconda casa dice ciao, la seconda casa al mare, potrei, adesso sta arrivando anche insomma il clima si sta riscaldando, quindi non c'è più il problema perché molti hanno una seconda casa ma non è riscaldata. Ecco, anche il tema della seconda casa, se qualcuno volesse offrire, con l'impegno poi di gestire questi flussi in modo tale che uno poi ce la libera durante l'estate per le attività che dovrà fare, anche questo valutiamolo. Allora, o si scrive alla mail ucraina@regione.veneto.it, Ucraina @regione.veneto.it, Ucraina@regione.veneto.it, oppure basta telefonare al numero della Protezione Civile, che è semplice da ricordare, 800 990 009, 800 990 009, 800 990 009. C'è bisogno dell'aiuto di tutti. Ringrazio tutti quelli che hanno messo a disposizione abitazioni, generi alimentari, capi di abbigliamento,
Ecco, quindi chi avesse ovviamente voglia di donare diciamo, ospitalità piuttosto che abbigliamento o generi alimentari, può anche rinnovare questa disponibilità presso il numero che ho dato, oppure rintracciare, che so, la parrocchia del proprio paese, il sindaco, la protezione civile del proprio paese, le molte associazioni che si stanno dando da fare. La merce viene raccolta in questo hub Quadrante Europa e viene inviata tramite l'ambasciata ucraina direttamente in Ucraina, per cui c'è anche modo di avere la tranquillità che la merce poi arriverà lì. Poi ci sono gli alpini, tutte le associazioni di volontariato, insomma la protezione civile. Ringrazio tutti, le croci, sono tutti quelli che si stanno dando da fare in questo momento. E peraltro stiamo lavorando anche sul fronte, non l'abbiamo ancora detto, anche di Jesolo con la Croce Rossa, anche per avere ospitalità anche su quel fronte. Sì. Insomma, stiamo facendo un sacco di attività. Io passerei la parola a voi così recuperiamo i tempi. Nicolussi Moro, prego. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto volevo chiedere per cortesia, Assessore, se ci può dire il cluster di Noale, quanti soggetti comprende? Non sono tanti. Ce li ha? Ok. Però non sono tanti casi, il problema è che sono conviventi e quindi a questo punto... Ecco, e poi magari se ci fate sapere anche la percentuale più o meno di vaccinati dei profughi che arrivano, perché so che non tutti... No, guarda, è molto bassa, cioè abbiamo, pensa di memoria sui bimbi, penso che abbiamo qualche unità, una decina di bimbi che si sono vaccinati. Abbiamo dati? Quanti sono? Perché io ricordavo dei dati allora, i profughi a cui è stata somministrata almeno una vaccinazione sono 861. Sì. Le totali delle vaccinazioni somministrate sono 1040. 1040 vaccinati. Però tra i bimbi quanti sono? Perché guardate, le mamme, sapete cosa ci dicono ai centri vaccinali? È comprensibile, ci dicono lo faccio a casa. Perché tutti i profughi che abbiamo ci dicono tutti, ma sarà una questione di una settimana, 10 giorni. Non ce l'abbiamo. Quindi qualche mamma vaccina i piccoli perché dice vabbè, ne approfitto, ma molte altre, se non la quasi totalità, dicono lo vaccino a casa. Abbiamo fatto dei polio, quelli sì li abbiamo fatti, ma poche unità, guardate, cioè, io ricordavo forse una decina. Se abbiamo, adesso però non abbiamo diviso tra minori e adulti, abbiamo il 27,3% sono Covid, sì. Poi il 69% sono altro, una percentuale molto piccola, quindi il rimanente che è polio adulti. Ah, vedi. Però pochissimo, al 27, il 69 è quello che rimane, ma questo è il complessivo rispetto alle vaccinazioni totali. Sì, ho capito. Considerate che è un servizio che noi offriamo, ma non c'è, l'accesso è molto limitato per ora. Ecco, avete avuto anche dei ricoveri per Covid degli ucraini che sono arrivati? Ok. Volevo fare due domande rapidissime, tecniche, sempre uno molto semplice sull'accoglienza, cioè se già ci sono stati degli alberghi che hanno messo a disposizione delle stanze per l'accoglienza. No, allora c'è un'interlocuzione in corso importante con il mondo degli albergatori, con la Federalberghi. Sì. Quando avremo carte e termini a posto saremo a comunicarlo. In questo momento non siamo in grado di farlo. Ok, non vi siete dati dei tempi? La prossima settimana. Ok, a posto. L'interlocuzione è ottima, vorrei dire questo. Sì, no, chiedo perché poi inizierà la bella stagione, quindi loro dovranno utilizzarli per aprire, quindi quello chiedo. L'ultima cosa che volevo chiedervi è questa. C'è una domanda da parte di tanti lettori che vi porgo, magari potete dirlo voi, e cioè purtroppo tante persone hanno superato il Covid ma stanno malissimo nel post. Il long Covid. Evidentemente hanno il long Covid e non sanno dove andare a curarsi. Possiamo dare delle indicazioni, se esistono delle strutture, degli ambulatori dedicati, cioè come devono fare?
Ma allora noi avevamo, la riprendiamo, ho fatto una delibera, se vi ricordate, sulla riabilitazione post-Covid, in cui era individuata in azienda ospedaliera di Padova come punto focale, diciamo, centrale, e poi chiaramente l'azienda ospedaliera di Padova era in relazione con tutte le altre unità. Io so che si stanno mettendo un po', insomma, in sinergia anche tutte le varie pneumologie. Eventualmente facciamo una ricognizione, io avevo già dato indicazione alla direzione, appunto, programmazione sanitaria e sociosanitaria, di fare una ricognizione e di eventualmente fare, visto che adesso siamo in una nuova fase, anche un provvedimento successivo rispetto appunto agli interventi riabilitativi, perché possono essere di natura respiratoria come di altra natura per il post-Covid, quindi penso che ci sarà anche un provvedimento a breve di ricognizione di tutte le strutture che ci sono. In questo momento era l'azienda ospedaliera di Padova che gestiva, diciamo, e poi inviava anche negli altri presidi. Quindi noi possiamo dire alla gente di rivolgersi all'ospedale di Padova, alla pneumologia di Padova? Pneumologia riabilitativa. Ok, grazie. Lanza. Buongiorno Presidente. Ciao. Lei diceva di condividere la decisione del Governo di porre fine allo stato d'emergenza al 31 marzo. Condivide anche il principio utilizzato della gradualità per l'uscita, oppure ritiene che magari alla luce del contesto internazionale, quanto si diceva, era meglio tirare una riga al 31 marzo su tutto? Guardate, non è una scelta semplice. Allora noi di cuore avremmo detto chiudete tutto, basta, fine, cioè via Green Pass, via tutto, c'è chi è che non l'ha detto. Dopodiché mi metto anche nei panni di chi deve fare la scelta dal punto di vista scientifico, e non sono io, e vede le curve che si stanno rialzando in tutta Europa e dice piuttosto che fare un avanti e indietro faccio un passo a lato e vedo di accompagnare. Allora, io penso che al 1° di aprile avremo la deadline, no? avremo la fine, perché sarà inevitabile. Quando tu sei arrivato il 1° di aprile sai già questa ondata, la terza, quarta, ormai abbiamo perso il conto, l'ondata della primavera 2022 che fine avrà fatto, e quindi immagino che la grande diciamo, scelta di, come si può dire, diluire sia stata rappresentata da questo. Io spero veramente che si vada a chiusura, ma se non altro perché vuol dire che la fase endemica è partita bene, e la fase della convivenza con il virus. Ma adesso sapevamo che saremmo arrivati a questa fase, cioè non è una sorpresa. Un'altra domanda. Martedì Zelensky sarà a parlare al Parlamento italiano dopo, diciamo, gli altri posti in cui è stato. Lei cosa pensa della figura di Zelensky? Perché è mediaticamente molto presente e anche incisivo. Volevo magari un suo parere su questo e anche magari sulle parole molto forti usate da Biden ieri nei confronti di Putin. Ma guardate, io penso che noi abbiamo scoperto una nuova dimensione, no, con questa guerra. Conosciamo di più l'Ucraina, è inutile che facciamo finta di essere stati molto preparati. Abbiamo conosciuto un presidente che si chiama Zelensky, che magari prima era solo qualcosa che si sentiva da distante per addetti ai lavori, eccetera. Io sono stato quello che ha condannato senza se, senza ma l'azione dei russi e di Putin. Sono stato anche criticato, l'ho definita una follia criminale, no? Però io penso che sia oggi doveroso pensare che l'unica via di uscita da questa guerra si chiama pace. Cioè, se io fossi Zelensky e vedessi martoriato il mio popolo, so che se continuo a fare la guerra da solo va a finire comunque male, perché altri morirebbero, bimbi, donne. Ma so anche che a invocare l'ingresso della NATO su sta partita, dell'Europa, di globalizzare la guerra, comunque farebbe diventare la mia patria, l'Ucraina, il primo campo di battaglia. Cioè non è che se facciamo la no-fly zone, io non sono diplomatico, ma mi sembra una roba molto pratica questa, e scendiamo nel campo di battaglia per dargli una mano
la guerra andiamo a combatterla in qualche isola in giro, che so, a Parigi piuttosto che a Roma o a Londra. Lì inizia. E quindi risultato, devastazione comunque dell'Ucraina. Quindi io auspico veramente, come tutti i cittadini, che si firmi la pace. E i grandi del mondo hanno una responsabilità che sta anche nel linguaggio. Guardate che non si arriva alla pace con questo linguaggio. Lo dico per tutti, Io non mi sono mai occupato di una guerra, ma quando abbiamo fatto la partita del Covid, cos'è che dicevamo? La no-fly zone. Non bisogna fare polemiche perché dobbiamo venirne fuori. Cioè, io vedo le dichiarazioni del presidente Biden, non mi sembrano assolutamente concilianti e anche opportune in questa fase. E continuo a dire che Putin, cioè, non è giustificabile e ha commesso, cioè, veramente una roba folle. Però adesso, tutto ciò premesso, l'obiettivo non è qui da star qui a parlare per i prossimi 100 anni di quello che è successo. Dobbiamo fare in modo che cessi sta roba. Io spero veramente che quel tavolo che stanno proponendo, sembra anche in Turchia, ho visto che la Turchia si sta adoperando per un tavolo, c'è già stato il primo incontro tra i due ministri degli esteri, ucraino e russo, e che con un po' di patrocinio di diplomazia seria a livello internazionale, cioè, arrivino a un accordo. Però io spero che il discorso di Zelensky, sicuramente è un suo diritto incontrare il Parlamento, figuriamoci, cioè non mi permetto, però spero che sia un discorso che abbiamo capito che vuole che noi entriamo in guerra, questo l'abbiamo capito, magari approfitti di questo appuntamento importante col Parlamento italiano, magari per fare un passetto in più, dire quali sarebbero le condizioni per firmare la pace, perché nessuno le ha capito ancora. Fermo restando che è stato aggredito, cioè non è che cioè, che non passi l'idea che ci siano giustificazioni per l'aggressore, zero. Però il linguaggio, guardate che pesa in questa fase. E mi spiace, perché loro stanno vivendo la guerra con le bombe, noi stiamo vivendo gli effetti di una guerra senza bombe. Le famiglie non sbarcano il lunario, le bollette del gas sono arrivate raddoppiate, le materie prime sono andate alle stelle, le aziende fanno i fermi produttivi, cioè che cos'è questa? È economia di guerra, ma ci porta all'inflazione e alla recessione. Quindi più che fare prove muscolari sulle dichiarazioni, che pensino a trovarsi e chiudersi in una stanza a trovare la soluzione. Vanzan. Buongiorno. Buongiorno. Era solo per capire, con la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo, cesseranno anche alcune delle pratiche tipo i tamponi in farmacia, farete un vademecum, darete delle linee, oppure sono cose regionali o che dipendono dallo Stato? No. Vuol dire, alcuni tamponi sono stati fatti allargando le maglie perché ripagava la struttura commissariale di Figliuolo. No, noi manterremo il piano di sanità pubblica in base a quello che alle nuove previsioni, no? Per dire, non so, il cinquantenne potrà andare a lavorare ma non avrà più bisogno del Green Pass rafforzato, ma avrà il Green Pass base, quindi dovrà farsi il tampone. Noi riprenderemo, diciamo, le attività anche con le farmacie, ma in funzione di quello che poi negoziamo a livello nazionale. Prego. Bisognerà capire se vengono tipo sulle scuole, non c'è più il finanziamento dei tamponi dopo il 31, quindi l'idea è quello di farlo solo ai sintomatici, chiaramente a carico del sistema sanitario. Su anche le farmacie, quando c'era comunque la grande ondata, c'era un finanziamento ad hoc, i famosi 15 euro, 7 euro, non è ancora definito se ci saranno un ulteriore finanziamento su queste cose specifiche. Perché alcune regioni hanno già fatto hanno dato delle indicazioni, non so se siano dei piani, per dire guardate che dal 31, dal 1 aprile, i tamponi saranno a pagamento, non ci saranno più gratuità, eccetera. Noi le stiamo vedendo ste robe. Il decreto è uscito, la bozza di decreto di ieri, quindi aspettiamo un attimo. Insomma. Sì, abbiamo avuto anche l'incontro col governo su questo tema. Che ora? L'1:30, mezz'ora e mezza.
Perché quando non ci vedete siamo collegati da altre parti, avete capito, no? Giacomo. Altro? Prego Cristina. Ricollegandomi a questo concetto, la settimana scorsa, se non ricordo male, avevate un incontro Stato-Regioni per capire i fondi per il Covid, a che punto sono, se stanno arrivando, se arriveranno e se vengono quantificati, se avete avuto delle novità in questo senso. Assessore, prego. Allora, abbiamo fatto un incontro in presenza col Ministro Speranza mercoledì pomeriggio a Roma, gli assessori alla sanità, per il discorso dei costi Covid. Finora sono arrivati, voi sapete, oltre ai provvedimenti previsti, assunzioni eccetera, l'ultimo stanziamento è quello di 64 milioni, per il Veneto sto parlando, che erano i 400 milioni più 400 milioni, insomma, che sono stati recuperati a livello nazionale. Per il Veneto ho voluto dire 64 milioni, che si andavano ad aggiungere ai 47 milioni degli altri 600 milioni che erano già stati a livello nazionale, insomma, varati. È chiaro che siamo molto lontani, perché per il 2021, quindi cito solo il 2021, le regioni tutte sono fuori per 4 miliardi e 2, e quindi siamo andati a chiedere al Ministro Speranza che si faccia promotore anche con il MEF perché i costi delle regioni siano ristorati completamente, perché questo vorrebbe dire, se no, anche piani di rientro per alcune regioni che non riescono con gli accantonamenti che hanno. Non è il caso del Veneto. Il Veneto, grazie insomma a accantonamenti fatti eccetera, non è in questa situazione per chiudere i bilanci. Però sono soldi nostri. Sì, no, soldi che non abbiamo messo da parte per fare quindi altre cose. Non è giusto che glieli diamo. No, per fare altre cose, però diciamo i bilanci per noi sono bilanci, insomma, che tutto sommato non sono a rischio come in altre regioni, che vorrebbe dire piano di rientro, e quindi le regioni hanno detto, ma ieri anche il Ministro Speranza ha ribadito che la partita economica sanitaria è una partita prioritaria su cui il governo deve fare un ragionamento, insomma. E abbiamo chiesto anche ieri in riunione, fra l'altro mi aggiungo, abbiamo chiesto intanto che per la partita dell'Ucraina i fondi siano stanziati nella contabilità speciale e non più sul fondo sanitario. Abbiamo chiesto anche che ci sia una proroga di tutto quello che sono le deroghe per le strutture sanitarie. Ad esempio, l'ospedale di Valdobbiadene è riaperto perché avevamo avuto la deroga Covid, di fare una deroga, questo l'ho chiesto io personalmente, nella previsione dell'ospitalità per gli ucraini. È una situazione tipicamente veneta questa, che noi abbiamo questi ospedali riaperti, perché se dovessimo pensare all'aspetto sanitario dovrebbero essere richiusi, no? Quindi abbiamo chiesto questa deroga fondamentale. Ho chiesto anche un'altra roba che penso sia stata accolta, sì, quella del personale. Ho chiesto anche che tutti i guariti, ve la scandisco bene, della sanità, nel periodo nel quale non si possono fare ancora il vaccino nonostante siano non vaccinati, sanitari, non vaccinati, guariti, nel lasso di tempo di attesa per l'eventuale vaccinazione, vengano reintegrati a lavorare. Questa è una grossa novità. Sì, a parole sì, perché il governo ha detto che non l'avevano prevista e quindi la richiesta è tutta veneta. Ma è una fetta importante allora di... Sì, quanti sono? Il numero non... Centinaia. Però sono 100, più o meno 100 per ogni USL, quindi insomma quelli che ogni settimana sono positivi, che quindi questo... Saranno un migliaio di persone. Scusi, precisando un pochino il dato che riguarda il bilancio Veneto Covid, che numeri può dare? 1,5 milioni di spese 2020-21, finora circa tra fondi stanziati, 1,5 miliardi sì, di 20-21, stiamo parlando 20-21, chiaramente continua nel 22. Abbiamo ricevuto tra decreti e il resto quasi 750-800 milioni, quindi ne mancherebbero all'appello altrettanti, quindi altri 800 milioni di spese Covid. L'ultima cosa per quanto riguarda invece la questione ucraina, avete proiezioni di arrivi? Siete stati allertati per ondate, numeri, prospettive, qualcosa? Questo dipende essenzialmente da come andranno i negoziati.
Allora, le agenzie anche di questa mattina ci dicono, cominciano anche a esserci molte agenzie che anche per voce di Zelensky di dire 8-10 giorni dovremmo arrivare, per voce del portavoce di ucraino. Io spero che chiudano le trattative. L'importante è che il tavolo sia aperto. Ovvio che mi metto nei panni di quelli che vanno al tavolo e mentre stanno lì a negoziare arrivano le agenzie che uno dice criminale, l'altro gli risponde, è dura fare la trattativa. Immaginate, perché poi stiamo parlando di persone alla fine, non è che sono i computer che fanno la trattativa. Quindi un abbassamento di toni servirebbe a velocizzare sta roba. Dopodiché sapere cosa vogliono fare i russi è un punto di domanda grande come una casa. Ultima cosa, dopo mi taccio. Sì. Siamo già a 5.900, nel giro di 10 giorni i numeri sono lievitati. La soglia per passare al livello 3 è 10.000 posti letto. Cosa prevede dal 10.000 in su il piano della protezione civile regionale? Che dobbiamo trovare letti. Guardate, nel senso, strutture, fiere, non so che. Guardate, il tema è, anche questa è economia di guerra, che se non fanno la pace, noi avremo in Italia un ingresso da 800.000 a 1 milione di persone. In Veneto ne arriveranno dalle 40 a 50.000, ve l'ho detto anche l'altro giorno. Arrivati a sti livelli si arriva a punti di non ritorno, perché devi fare, avremo degli scenari, voi pensate di aspettare 1 milione di persone. Ogni cittadino mette a disposizione una cameretta, oppure bisognerà cominciare a pensare a strutture alternative, anche, capite che io mi rifiuto di pensare di pensare a cominciare a ragionare di tende, di tendopoli o altro, perché poi vuol dire veramente che siamo in guerra a questo punto. Prego. Moscati. Sì, Presidente, mi scusi, prima aveva parlato dell'ospedale del Qatar e non abbiamo capito, almeno io non ho... Diamo la protezione civile nazionale. Nazionale, ma rimane sempre dove è collocato? No, se lo porta via. Se lo porta via. E dove sarà? Non lo so. Ah, ok. Per cui non escludo anche che magari la protezione mandi una colonna mobile e lo faccia installare, che so, a confine, non lo so. Per cui può darsi che lasci proprio l'Italia, insomma. Questo non lo so, resterà comunque di proprietà italiana, visto e considerato che poi andrà nei magazzini della protezione civile o glielo ospiteremo noi, non so poi cosa faremo. L'importante è che venga utilizzato. Certo, sempre come ospedale. E ci è costato 0. Sì, benissimo, grazie. Prego. Volevo chiedere una cosa rapidissima. Presidente, quando diceva chiederò che i soldi per l'Ucraina vengano contabilizzati nella contabilità speciale, noi stiamo parlando dei 500.000 euro che... No, sto parlando di finanziamenti nazionali, i 500.000. I mezzo milione di euro sono versamenti dei veneti. Quelle sono le donazioni, ma io avevo saputo che il governo aveva annunciato per ogni regione un rimborso di 500.000 euro per l'accoglienza. Ci ha dato 10 milioni, sì, in totale. Ecco, ma a voi sono già arrivati? Sono stati confermati? Sono aumentati? No, quella è la base della protezione civile, sono confermati. 10 milioni a livello nazionale, okay. Ma come si può dire? È il primo versamento per aprire il conto corrente, per capirsi. Okay. Per capirci. Sì, no, volevo chiedere. E l'altra cosa, mi scusi, sempre a livello di allerta, chiamiamola così, allora come tutti sanno c'è stato questo documento dello Stato Maggiore dell'Esercito mandato a tutti i comandi per allertare l'addestramento per la guerra, il rifornimento degli armamenti, dei mezzi, eccetera. È arrivato anche ai comandi di Padova e Verona. Un'ANSA di stamattina dice il Premier Draghi, aperte virgolette, se continua così dobbiamo entrare nella logica dei razionamenti. Prepariamoci, stiamo pronti. Ecco, volevo capire, siccome voi avete contatti quotidiani con il governo, da questo punto di vista c'è stato un alert anche per le regioni? Assolutamente no. Ok. Quindi al momento non dobbiamo mettere via nulla, tra virgolette. Ma no, nel senso...
chiedo. Nel senso, l'ho detto l'altro giorno, c'è chi ha fatto il diavolo a 4 per la pasticca, probabilmente è meglio comprarsi, che qualcuno si compri due pacchi d'acqua e se li tenga in scantinato, non so, un po' di scatolette di tonno. Più di qualcuno, perché ma quello c'è buona cura anche se c'è il sole fuori, non c'è la pace in tutto il mondo. Comunque non c'è nessun tipo di organizzazione chiesta alle regioni. No, perfetto. Zero. Grazie. Zero assoluto. Pette no. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Innanzitutto una domanda solo sui numeri che ha dato, le percentuali che ha dato 4 su 10 eccetera eccetera, riguardano cosa? I 5.900? Sì. Mentre pensate che però sono di più i passaggi. Sono di più sicuramente. Però i dati sono su quei 5.900. Oggi pomeriggio il governo dovrebbe valutare delle scelte per quanto riguarda affrontare questa che può essere definita economia di guerra. Le richieste, cosa pensa che deve essere fatto per primo e necessariamente? Intervenire tempestivamente sul costo dell'energia e aiutare le famiglie e le imprese, mettere mano al PNRR qualora fosse possibile nell'andare a rinegoziarlo, perché comunque la guerra dell'Ucraina ha cambiato il contesto socio-economico, e ovviamente mettere in piedi tutte quelle azioni tipiche dell'aiuto della popolazione, perché comunque c'è chi non ha da mangiare, cioè rendiamoci conto che siamo tornati a parlare di persone che non riescono a sbarcare al lunario. I soldi dove li trovano per interventi di questo tipo? Ad esempio sul costo dell'energia varrebbe la pena che si lavorasse sulle accise, ad esempio sui carburanti, questo è uno dei grandi primi temi, dopodiché a medio e lungo periodo varrebbe la pena rinegoziare PNRR, ad esempio a mio avviso, o stabilire che ci siano altri finanziamenti da negoziare con l'Europa per acquisire la sovranità energetica e alimentare. La Regione può avere un ruolo poi in scelte che devono essere fatte anche nell'aiuto delle famiglie e delle imprese? Sicuramente facendo calare tutto quello che sono gli interventi del governo in maniera efficiente, però in questa fase noi il ruolo lo stiamo già vestendo, non essendo l'unica regione in Italia che non applica tasse, noi non preleviamo 1.179 milioni di euro all'anno dalle tasche dei veneti. Emergenza Covid, sta finendo lo stato di emergenza, ma adesso nelle prospettive che ci sono, che non c'è più, nelle scelte che verranno fatte, il CTS non ci sarà più, le decisioni che verranno prese, cioè che valutazioni verranno fatte a livello, lei ha sempre predetto ogni scelta politica deve essere supportata da decisioni del CTS. Ma infatti il Ministro ha già annunciato ieri che il CTS non sarà più organo dello stato d'emergenza, ma resterà, diciamo, di fatto e anche di diritto dal punto di vista scientifico costituito in staff al Ministero della Salute. Lei ritiene che ci saranno più difficoltà nel momento in cui queste curve potessero, magari in autunno, come purtroppo è accaduto nei mesi, a risalire, cioè dovrà essere rimesso in piedi tutto il meccanismo, secondo lei? Io immagino e spero di no, visto e considerato che abbiamo visto comunque che a parità di contagiati l'effetto e la ricaduta clinica è sicuramente più che dimezzata, nel senso che si è ridotta moltissimo. Questo sta a significare che il virus è diventato endemico. Grazie. Prego. Buon lavoro ragazzi. Sì. Tosato, siccome non poteva venire per un motivo, ho mandato delle domande. Prego. La prima era sull'ospedale del Qatar, che appunto abbiamo già risposto, sì, mi sembra, e la seconda era su Salvini oggi a Fiera Verona chiedeva se lei andrà a Verona a incontrarlo. In che senso? No, siccome oggi no, è Fiera Verona. No, sono già stato in fiera. Non capisco il senso della domanda. Non so. Se il titolo è Zaia non incontra Salvini, gli do un colpo di telefono adesso così Zaia ha sentito Salvini, è cambiato il titolo. No, nel senso che ho un altro programma, fra l'altro io non sapevo neanche il programma della fiera, oltretutto, perché a dire la verità sapevo che doveva essere domani la presenza di Salvini, da quello che avevo capito io, ma non è che siamo necessariamente contemporaneamente dappertutto. C'è un punto stampa alle 2:30, forse per quello. Non lo so, cioè no,
Non so, guardate, noi abbiamo passato tutta la mattina questa storia dell'Ucraina e del Covid. Non so. Fra l'altro una bella fiera, C'è un sacco di novità, ci sono andato per essere la seconda edizione, forse prima facevano una specie di congresso, una roba del genere. È veramente una bella fiera, complimenti agli organizzatori. Grazie, buongiorno, arrivederci.